Oggi presentiamo qui al Museo Polironiano una collezione interessantissima, quella dei modellini di Aldo Bigi, mogliese, scomparso recentemente, che ci ha lasciato questa eredità, centinaia di modellini rappresentanti, espressione così dei lavori agricoli e dell'artigianato rurale. E ci ha presentato nella sua casa questa serie infinita di modellini che lui disponeva rigorosamente in cassetti, e abbiamo fatto in modo che tutto questo patrimonio potesse essere ospitato temporaneamente, no, dal Museo di San Benedetto, e abbiamo allestito questa mostra rispettando la scelta di Aldo. Cioè, voi vedrete qui tutti questi modellini a seconda del settore, no, di appartenenza, disposti in tanti cassetti. Per noi nipoti è stato un gran piacere aver potuto esporre questa roba in un museo dove continuamente c'è gente che viene a visitare e valorizza tutto quello che è stato fatto, ed è bello da vedersi, ecco, sia dai bambini che dagli adulti che sanno valutare e sapere cos'erano questi aggeggi. Tutto quello che si vede qua è stato realizzato in parecchi anni. Di preciso non si sa, però comunque 25-30 anni più o meno, perché lui di volte si riprendeva, si fermava, insomma non finiva mai una cosa, se non gli veniva come si doveva, no, a regola d'arte, la distruggeva, poi la rifaceva sempre del 5-6 volte. I vari cassetti nei quali si articola l'esposizione contengono suddivisi, secondo il criterio che aveva utilizzato anche l'autore, Aldo Bigi, i vari lavori, i vari mestieri, diciamo, di campagna di una volta, sia dei lavori agricoli che dell'artigianato rurale e di quelle attività di trasformazione dei prodotti agricoli, come ad esempio la trasformazione del latte. Non a caso il cassetto riguardante la caseificazione e il lavoro del caser, del cacciaio, è proprio posto di fronte alla sala del museo che contiene i reperti appunto della trasformazione del latte e di questo tipo di produzione. Per cui è possibile al visitatore, facendo una breve incursione anche nella sala dell'esposizione, vedere sia il modellino in scala che gli oggetti invece nella loro dimensione naturale. Devo dire che è un grande onore perché è un tesoro svelato, in quanto è rimasto nascosto nei cassetti della famiglia Bigi per anni e adesso finalmente può essere visibile da parte del pubblico, custodita nuovamente nei cassetti e che è disponibile al pubblico fino al 7 maggio.